La volontà di fare questo percorso assieme, non solo condivisione di buone pratiche ma anche di strategie. Una strategia su tutte è la grande partita dell'autonomia. Il Veneto ha celebrato, è il materiale esecutore e anche ideatore del referendum, 2 milioni e mezzo di persone sono andate al referendum, noi vogliamo l'autonomia. Qualcuno potrebbe dire cosa c'entra il Friuli Venezia Giulia? C'entra sì, perché a me risulta che dal momento in cui ha avuto l'autonomia, questa autonomia si sia lentamente ridotta. Invece il Friuli Venezia Giulia merita più di autonomia di quella che ha. Se il Friuli Venezia Giulia fosse come Trento e Bolzano avrebbe più autonomia. Diciamo che da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada, quindi se il concetto è lasciare solo il Friuli Venezia Giulia che faccia la sua battaglia, decisamente no. Qui non c'è nessuna annessione, non c'è volontà di fusione o di quant'altro, ma è quella di percorrere una strada assieme. Una delle partite più importanti in questo accordo è quella riguardante le migrazioni, come accogliere i migranti. Ogni anno arrivano in Italia, grazie a questo governo che pian piano speriamo se ne esca dalla scena, 200.000 migranti, dei quali, dati del governo, almeno l'80% non sono profughi, cioè non sono scappati dalla morte e dalla fame. Il che vuol dire che non possiamo chiedere al Friuli Venezia Giulia piuttosto che al Veneto di ospitare migranti dove 8 volte su 10 non sono profughi, perché questa non è solidarietà.